Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati, siamo prossimi alla giornata internazionale dell'acqua, una giornata che vuol stare a significare l'importanza di questa risorsa idrica che noi abbiamo dato per tantissimo tempo per scontata. Poi ci rendiamo conto quando purtroppo per vicissitudini di carattere climatico viene progressivamente a mancare anche nei nostri territori, naturalmente molto irrigui, che le cose non vanno come dovrebbero e allora bisogna fare dei ripensamenti, bisogna intervenire in qualche modo, possibilmente farlo per tempo, soprattutto quando si tratta di stagioni particolarmente siccitose. Ma in che periodo ci troviamo? Siamo in una situazione di quasi emergenza oppure no? E soprattutto la nostra risorsa idrica, quella dell'acqua pura, acqua potabile, come viene gestita, da chi viene gestita, qual è l'organizzazione interna, che tipo di investimenti vengono fatti per manutentare, diciamo, anche la rete irrigua e la rete soprattutto idrica. Ne parliamo insieme a un'esperta perché è il direttore generale di Acque Venete. Ben ritornata dottoressa Monica Manto, grazie di essere qui con noi, ed è anche presidente di Viveracqua, che è la società consortile che praticamente riunisce i gestori del servizio idrico integrato del Veneto ma anche del Friuli Venezia Giulia, giusto? Sì, c'è un gestore che è a cavallo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Quindi una grandissima competenza, grandi responsabilità tra l'altro. Che cos'è Acque Venete? Lo spieghiamo anche a coloro che non si, diciamo, in qualche modo riforniscono da Acque Venete. Acque Venete è il gestore del servizio idrico integrato, cioè di tutti i comparti che afferiscono al mondo dell'acqua, quindi dalla captazione, il prelievo dell'acqua nel territorio, che viene distribuito attraverso le condotte fino alle case dei cittadini, poi il prelievo dell'acqua sporca, quindi delle acque reflue, che viene collettata attraverso le fognature e viene poi trattata nei depuratori per essere restituita pulita all'ambiente. Questo è il servizio idrico integrato, cioè si compone dell'acqua reflua e poi anche della depurazione ai fini di una restituzione all'ambiente. Io so che avete 108 comuni praticamente, sì, che fornite, e una rete idrica importantissima. Sì, è un territorio che ha una rete idrica molto, molto vasta perché ha 12 km di rete e serve appunto 108 comuni tra la provincia di Padova, di Rovigo, di Vicenza, di Venezia e anche di Verona, quindi un territorio molto esteso. Funziona come tutti gli altri gestori del servizio idrico, quindi ha una competenza territoriale delimitata e lavora per la collettività, cioè i proprietari di queste società sono i comuni che si mettono insieme e ragionano con un sistema a rete e non soltanto comunale del servizio idrico. Ma sostanzialmente, proprio per fare cultura e informazione, un gestore che responsabilità ha? Quando si parla, la rete idrica è un colabrodo, si disperde acqua nel terreno, non si può recuperare, eccetera, colpa dei gestori, che è così, come funziona? È così, la responsabilità è nostra, nel senso che la gestione, la manutenzione e la sostituzione delle condotte è di competenza dei gestori del servizio idrico. Cos'è che succede? Qual è il motivo per cui si dice la rete è un colabrodo perché non fate nulla? Non è vero che i gestori non fanno nulla, i gestori fanno tutto quello che è possibile per la sostituzione delle condotte sulla base della tariffa che noi abbiamo, che è la tariffa che noi cittadini paghiamo come bolletta. Cioè gli investimenti del servizio idrico di noi gestori provengono da una base finanziaria che è quella della bolletta. Quindi noi destiniamo il massimo dei nostri investimenti proprio alla sostituzione delle condotte. Ecco perché abbiamo fatto dei progetti a valere anche sul PNRR, su progetti nazionali di sostegno straordinario a questi lavori, perché con la tariffa attuale, che è una delle più basse in Europa e seconda soltanto quella della Bulgaria, con la nostra tariffa dell'idrico possiamo fare, per esempio Acque Venete fa all'anno circa 40 milioni di investimento. Io potrei portarli a 80 milioni di investimento, ma ci sarebbe quasi un raddoppio della tariffa. Allora, per far modo che le tariffe, le bollette dell'acqua siano sostenibili e siano sostenibili da tutti, si cerca di trovare un equilibrio tra l'efficientamento della rete e la sostenibilità economica della tariffa, delle bollette.
Abbiamo fatto presentato dei progetti sul PNRR, uno di questi è stato proprio anche aggiudicato ad Acque Venete, che in rete assieme ad Acegas, APS e Aviacqua ha presentato un progetto proprio per la riduzione delle perdite nella rete idrica, che è stato sostenuto da 33 milioni di investimento straordinario, quindi del PNRR, e quindi in qualche maniera non graverà sulle bollette dei cittadini ma sulla fiscalità generale. Ah, ecco, quindi c'è un beneficio, ma questo PNRR, questi finanziamenti che appunto dice sono 33 milioni di euro, devono essere finalizzati in qualche modo, cioè devono avere un certo tipo di progettualità che deve essere attuata, delle tempistiche, come funziona? Sì, il progetto è proprio finalizzato alla ricerca delle perdite e a un meccanismo molto ingegnerizzato e molto automatizzato per avere una manutenzione addirittura predittiva, perché adesso tutto sommato quando le condotte si rompono, sono ammalorate, perdono, si rompono e noi sostituiamo le condotte. Quando invece mettiamo a punto dei programmi, dei progetti molto più complessi come questo, che poggia su una distrettualizzazione della rete, sulla installazione di contatori intelligenti che individuano cali di pressione, eccetera, funziona un po' come nel corpo umano, no? Se c'è un calo di pressione c'è da qualche parte qualche piccola emorragia, e quindi il funzionamento è sanata. Esattamente. In questo caso noi riusciamo a fare delle manutenzioni andando a lavorare su quelle condotte che sapremo potranno a breve rompersi, e quindi anche in maniera predittiva. Questo è un progetto impegnativo. Le gare, siamo stati giudicatari di questo progetto assieme appunto ad Acegas, APS e Viacqua all'inizio di quest'anno. Sono già uscite le gare per l'aggiudicazione delle forniture e dei lavori, quindi verranno realizzati già partendo da quest'anno. Esatto, però questo implica che solo il territorio, i comuni coinvolti nel 108 comuni vostri di Acque Venete, quelli di Acegas, APS e dell'altro aggiudicatario avranno questo beneficio di questa attività di prevenzione, di ristrutturazione eccetera, grazie a questi soldi del PNRR, gli altri no? Oppure come funzionerà? No, funziona come diceva lei prima. Cioè, questo è un intervento straordinario, anche tecnologicamente particolare, e anche altri gestori hanno avuto un sostegno in questo senso, anche a Belluno per esempio, dove ci sono perdite molto importanti. Comunque tutti i gestori destinano la maggior parte delle proprie risorse proprio per migliorare la rete idrica. Noi abbiamo un'autorità che ci regola, che si chiama ARERA, che è la stessa che sentite per le tariffe dell'energia elettrica, del gas, si occupa anche di tutto il settore idrico, che dà degli obiettivi alle società, delle performance di miglioramento. Il primo indicatore, che si chiama M1, è proprio quella della riduzione delle perdite, quindi l'obiettivo della riduzione delle perdite è il primo obiettivo di tutti i gestori in tutta Italia, quindi il massimo degli investimenti viene dirottato proprio per la riduzione delle perdite, quindi al di là degli interventi straordinari. Il tetto massimo che noi abbiamo è il cap che ci viene dato dalla tariffa, che ci viene dato quindi dalla bolletta. Che viene deciso però dal singolo gestore. No, viene deciso sempre dall'autorità. Dipende dai costi del gestore, cioè dipende per esempio da quanti investimenti fa. Ma quindi lei come presidente per esempio di Viveracqua ha sotto mano tanti operatori del settore, tanti gestori che potrebbero avere tariffe diverse, per progettualità diverse, per modus operandi anche diversi sulla propria rete idrica? Sì, le tariffe sono diverse perché dipendono appunto dagli investimenti che nell'ambito ottimale vengono fatti dai gestori, oltre che dai costi operativi che hanno questi singoli gestori, però ci sono differenze oramai davvero minimali. Quindi le tariffe sono piuttosto omogenee adesso in Veneto con gli aggiustamenti degli ultimi anni. La competenza di Acque Venete nella fattispecie inizia dove? Quindi qual è il canale irriguo principale a cui attingete l'acqua? Quindi un po' per spiegare la storia, il percorso di quest'acqua e dopo andremo a parlare anche la purezza o meno, la qualità della risorsa. È una domanda molto complessa quella che mi ha fatto, perché
Il territorio che noi gestiamo va, per parlare del Padovano, da Ponte San Nicolò al Bignasego ed arriva fino al delta del Po, poi prende una parte del Veneziano, dalla parte di Adria, Cavarzere, quel territorio, il Vicentino, tutto il Basso Vicentino e alcuni comuni, un comune del Vironese. Quindi è un territorio che non ha grandi fonti d'acqua, non c'è una fonte principale di acqua, noi attingiamo l'acqua, soprattutto perché siamo in pianura, da più fonti, che è un po' una vulnerabilità del passato e adesso con l'interconnessione il più possibile di queste fonti è anche una ricchezza, perché nel momento in cui una fonte va in sofferenza può supplire l'altra. Fino a pochissimo tempo fa era una situazione molto critica, ma con gli investimenti importanti che sono stati fatti in questi anni, adesso invece la situazione è un pochino più serena. Quali sono le fonti di approvvigionamento principali per noi? Le prime sono quelle storicamente da fiume, quindi da fiume Adige e da fiume Po. Perché, lo ricorderete, la scorsa estate abbiamo avuto, oltre al periodo siccitoso, anzi a causa del periodo siccitoso abbiamo subito l'intrusione del cuneo salino sul Po e questo ha mandato in crisi la centrale di potabilizzazione che è abile a trattare un'acqua di fiume da rendere potabile, ma non un'acqua di mare, un'acqua salmastra in questo caso. E quindi abbiamo dovuto in via straordinaria utilizzare un dissalatore. Quindi acqua di fiume, Adige e Po, e poi abbiamo delle piccole fonti, dei piccoli pozzi sul territorio, nel Vicentino e anche nel Padovano, e soprattutto una fonte importantissima che è quella di Carmignano di Brenta, il campo pozzi di Camazzole, che abbiamo in coproprietà con ETRA e condividiamo con il gestore Veritas e anche il gestore Acegas APS, che ha un campo pozzi preziosissimo per tutto il Veneto. Addirittura. Che tipo di acqua è quella? Quella è un'acqua eccellente, di eccellente qualità, un'acqua oligominerale in un'area salvaguardata in cui sono vietati insediamenti di qualsiasi tipo, quindi fa parte di un poderoso piano di salvaguardia, di messa in sicurezza di queste fonti di acqua, affinché non ci possano essere pericoli di future contaminazioni, come abbiamo visto tragicamente ad Almisano con la contaminazione da PFAS, e serve un bacino molto ampio di utenza, perché soccorre alle carenze idriche di una parte del Padovano, del Veneziano e soprattutto del Polesine, che è esposto ad un rischio molto alto, perché tutto l'approvvigionamento del Polesine poggiava soltanto sul Po, sulle centrali di potabilizzazione. Quindi ecco, lì ci sarebbe stato un problema. Parliamo poi di qualità dell'acqua, quindi come avviene la depurazione sostanzialmente, questo è anche un aspetto interessante, insomma. E poi arriviamo ai nodi. I nodi sono la carenza della risorsa idrica, come si può supportare in qualche modo, ma poi parleremo anche di buone pratiche comuni. Dopo la pubblicità.